Radio. Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora la puntata di stasera potremmo intitolarla Lezioni americane, dal titolo di un grande libro di Italo Calvino, e la lezione americana ci arriva oggi dalla sentenza che riguarda Donald Trump, che è tecnicamente una sentenza di condanna. Questo è il primo elemento di cronaca per il famoso processo Stormy Daniels, cioè l'accusa sostanzialmente è che Trump avrebbe versato non pochi dollari alla signorina, la pornostar Stormy Daniels, perché tacesse, diciamo, mentisse sulla loro relazione passata. Ma la lezione non è su questo, non è sulla intenzione chiaramente obliqua e malevola politicamente dei giudici americani che hanno incriminato Trump e che da questo punto di vista assolutamente sovrapponibili a certa magistratura italiana. Non è sulla abnormità del fatto che in questa causa Trump doveva rispondere di 34 capi di imputazione. Io credo che neanche Al Capone nella sua lunga carriera criminale abbia risposto contemporaneamente di 34 capi di imputazione per un'accusa così risibile da un punto di vista del valore pubblico. E né, come ha detto Trump, la lezione riguarda il fatto che è una stortura in America come in Italia, per cui questa causa doveva viziare il processo elettorale, doveva farlo perdere, ma ha detto Trump giustamente non ci sono riusciti. No, non è questo il punto sta però nelle modalità e nelle conseguenze effettive a cui approda questa sentenza. Secondo quanto ha letto il giudice Juan Merchan di New York, immaginiamo non esattamente un appartenente del popolo MAGA, cioè non deve essere un fan di Trump questo giudice, no, evidentemente, sostanzialmente ha deliberato la scarcerazione incondizionata, quindi Trump non avrà nessuna conseguenza effettiva di questa sentenza, perché tra pochi giorni è lievemente il presidente degli Stati Uniti, ha questa lievissima responsabilità pubblica ottenuta tramite il processo democratico per eccellenza, quello elettorale, che cambia le carte in tavola nell'architettura dei poteri della democrazia liberale americana, non di qualche stato delle banane, ed è molto significativo, e qui sta la lezione, come argomenta il giudice questa conclusione, diciamo sostanzialmente di questa non ricaduta effettiva della sentenza. Le protezioni sono un mandato legale che in base allo Stato di diritto questa Corte deve rispettare e seguire. È stata la cittadinanza di questa nazione a decidere di recente che ancora una volta dovreste avere i benefici di quelle protezioni. Cioè il libero popolo americano si è espresso, ha deciso, peraltro contro le consegne del 99% dell'elite americana, che lei, Donald Trump, debba essere di nuovo presidente, quindi godere di queste protezioni. Noi dal nostro ufficio distrettuale di Manhattan non possiamo interagire, sbaraccare questa decisione sovrana del popolo americano. Questo sta dicendo questo giudice. Queste protezioni che includono, tra le altre cose, la clausola di supremazia e l'immunità presidenziale. È attraverso questa lente che questa Corte deve determinare una sentenza legittima. Non quindi era ideologica nel tentativo, ma non può essere ideologica nei risultati, perché la democrazia in America, ce lo insegnò agli albori un tizio che si chiamava Tocqueville, ha a che fare col corpo vivo della nazione. Quindi questa Corte ha stabilito che l'unica sentenza legittima che consente l'ingresso di un giudizio di condanna senza invadere la carica più alta del paese, cioè la magistratura non può invadere la carica più alta del paese ottenuta tramite processo democratico, è appunto la sospensione incondizionata della pena.
E la conclusione addirittura, che sembra formale ma invece anch'essa sostanziale, di questo giudice: signore, le auguro buona fortuna mentre assume il suo secondo mandato, ha concluso il giudice. Cioè, questa è una lezione straordinaria di vera separazione dei poteri. In America il potere giudiziario non può irrompere nelle competenze, nei riti, nelle priorità del potere politico e sbaraccarlo. Questo, visto dal paese in cui questa cosa avviene ininterrottamente da più di 30 anni, è straniante, ahimè, a nostro sfavore. Ricordiamo solo 2 esempi lontani nel tempo ma ugualmente clamorosi. L'Italia è un paese in cui il primo governo Berlusconi cadde per un'iniziativa esplicita della magistratura, il famoso avviso di garanzia recapitato mentre presiedeva un G7, e recentemente quel pezzo di magistratura ideologizzato che si è dedicato a sbaraccare continuamente la politica migratoria del governo Meloni. Ecco, visto da questo paese dove vige la magistratocrazia, quella che avviene al di là dell'oceano è una grandissima lezione americana, una lezione democratica, liberale, ispirata alla vera separazione dei poteri. Questo giudice, che non vedeva l'ora di condannare Trump effettivamente, chiude la sua lettura dicendo: signore, le auguro buona fortuna mentre assume il suo secondo mandato. Gioco, partita, incontro. Grazie a tutti, vi aspetto